Bentornati nella cucina di Mesedeke Sitake. Anche oggi facciamo una ricetta super tradizionale friulana. Si tratta di costa con le mele. L'abbinamento carne e frutta ci sta, proprio è tipico della tradizione friulana, e tra l'altro le mele fanno tanto parte della nostra cucina. Addirittura l'Università degli Studi di Udine sta facendo una ricerca sull'utilizzo della mela all'interno della nostra cucina. Quindi gli ingredienti di oggi sono costa di maiale, mele, sale, pepe, rosmarino, un po' di burro, del brodo. Pronti per iniziare la puntata? Come prima cosa andiamo ad aromatizzare la costa con del rosmarino tritato, un po' di sale e un po' di pepe. Come al solito io faccio le cose in maniera semplice, quindi tagliere e coltello. Se però voi avete fretta o preferite così, andate di frullatore, che va bene lo stesso. Anche se dicono che gli oli essenziali delle piante aromatiche, in questo caso, si disperdono molto velocemente utilizzando il frullatore, perché le riscalda, anche se oggi abbiamo dei frullatori dove si può regolare la velocità e quindi saranno sicuramente più utili. Come vi piace di più, l'importante è che tritiamo il rosmarino. A me piace utilizzare con una certa abbondanza le piante aromatiche, perché danno proprio un sentore diverso al piatto, gli danno personalità, specialmente nel caso del maiale o della selvaggina ancora di più, aiutano a dare spinta al sapore della carne senza però soffocarla, esaltando appunto il gusto e togliendo a volte quello che può essere quel senso di salvadi che rimane nella selvaggina. Quindi trito il rosmarino in maniera molto sottile. Così ci siamo. Andiamo quindi a disporre la costa in una ciotola di vetro, un po' di rosmarino, così, un altro strato di costa, un altro di rosmarino, così. E uscirà assolutamente molto profumata. Finiamo con il solito pizzico di sale e anche un po' di pepe. Così. La lasciamo un paio di minuti a riposare con questi sapori, gli diamo sicuramente una mescolata in modo che sale e pepe vadano su tutti i pezzi. Mentre diamo qualche minuto alla carne per appunto prendere i sapori del sale, del pepe e del rosmarino, andremo a sciogliere del burro dove facciamo rosolare i pezzi di costa e poi procediamo con un altro passaggio molto carino. Facciamo sciogliere quindi del burro, rimandiamo la prova costume all'anno prossimo e qui rosoleremo la costa. Recuperiamo la costa prima che Perla gli faccia un agguato. Il burro è fuso, sta sfrigolando, cominciamo ad adagiare i pezzi per la prima rosolatura. La lasceremo dorare su tutti i lati. Come tutte le mie ricette, come vedete è un piatto di facilissima esecuzione, alla portata di tutti, sarà di grande effetto una volta impiattato. Per tutte le ragazze che sono davanti alla TV, se arriva la suocera fatele questo piattino e vedrete che farete un figurone. Una volta che la costa comincia a essere dorata, la giriamo e facciamo dorare anche gli altri lati.
Mentre la costa finisce di rosolare, approfittiamo per prendere delle mele, mele locali, le mele che avete in casa, le sbucciamo, le tagliamo a fette e poi la metteremo assieme alla costa. Ci sono tante ricette, come dicevo prima, con le mele, anche il petto di pollo con i dadolini di mela viene molto bene. Quando si cucinano le verze da fare con la salsiccia, se aggiungete delle mele alle verze veramente vi dà quella dolcezza senza però alterare troppo il gusto. La mela veramente è un ingrediente che va un po' rivalutato nella nostra cucina. Io prima scherzando ho detto alle ragazze, se viene vostra suocera a cena preparatele questo, ma anche ai ragazzi, perché tante volte in cucina, oggi come oggi, insomma ormai siamo alla pari, cucinano sia gli uomini che le donne. Io stessa a volte quando è ora di cena rimango seduta perché il mio compagno preferisce cucinare lui. Quindi anche per i ragazzi, anziché la solita griglia un po' così da maschietto, provate a fare questa costa. Mentre terminiamo di sbucciare le mele e di affettarle e la costa sta finendo di rosolarsi, ho anche preriscaldato il forno a 185 gradi, anche 190 va bene, non cambia granché, perché termineremo la cottura all'interno di un contenitore nel forno. Quindi è ancora più comodo perché mentre la carne finisce di cucinarsi al forno si può apparecchiare la tavola e preparare il resto, perché tutto sommato questo piatto è già un secondo con contorno. In una prossima puntata vi farò vedere anche un contorno di patate che si può abbinare benissimo a questa ricetta o che si potrà abbinare anche ad una grigliata. Oggi però il contorno lo facciamo così, con le mele. Una volta che le mele sono pronte andiamo a mettergli un antiossidante, cioè il rosmarino, e così la abbiniamo alla carne che abbiamo condito con il rosmarino, e anche qui un pizzichino di sale, anche 2, e un po' di pepe. Gli diamo una mescolata, così. A questo punto la costa è rosolata su tutti i lati, direi che è bella dorata, pronta per la cottura in forno, quindi prepariamo il contenitore. Io oggi sto usando un contenitore in coccio che andrà nel forno, potete usare una qualsiasi teglia. Versiamo quindi la carne nel contenitore con tutto il suo condimento, così. Versiamo sopra anche le mele. Una mescolatina, ma giusto per così ridisporre un po' i pezzi. Versiamo un po' di brodo, così, e inforniamo 185-190 gradi, ci vorranno 20 minuti, mezz'ora circa, e poi siamo pronti per servirla. Per preparare la costa con le mele ci serviranno costa, rosmarino, burro, sale, pepe, un po' di brodo e 3 o 4 mele. Mentre finisce di cuocere la costa con le mele è arrivato il nostro ospite di oggi. Abbiamo con noi Loris Basso, presidente di Ente Friuli nel Mondo. Buon dia, mandi a Doci Furlans che non stiali.
in Friuli, in Italia e a Tor Palmont. Sicuro. Tu sai che oramai, insomma, ormai non senti e non svedi anche a Tor Palmont su YouTube. Per chi non favela friulano, ci stanno ascoltando anche in giro per il mondo, sto ricevendo riscontri anche dai social, tramite i social, che ci sentono addirittura in Nuova Zelanda. Quindi stiamo arrivando veramente cuore a cuore a tutti i friulani sparsi in giro per il mondo, ed è questo il motivo per cui ho desiderato, insomma, averti qua in trasmissione, perché tu sei a capo di questa cosa di cui adesso ci racconti. Dell'Ente Friuli nel Mondo, sono presidente dal 2020, purtroppo è coinciso il mio ingresso in questo bellissimo ente proprio con l'ingresso purtroppo della pandemia, e quindi ha un po' bloccato, no? Tutti questi rapporti che ci dovevano essere. Per fortuna i social, per fortuna le nuove tecnologie ci hanno permesso anche forse di rafforzare, no? Gli incontri, no? Perché altrimenti non serve più la presenza fisica, ma alle volte, anzi molto spesso, tutti gli anniversari. Addirittura quest'anno sono decine e decine i focolars che festeggiano il cinquantennale, sessantennale, settantennale, perché l'Ente Friuli nel Mondo è nato nel 1953, quindi addirittura 10 anni prima della fondazione, della costituzione della nostra regione, anche se l'emigrazione friulana ha radici lontanissime, dall'inizio secolo, a cavallo fra le due guerre mondiali, no? Quando i primi focolars vengono costituiti addirittura in America Latina, in Argentina. Quest'anno sono 95 anni della None, il più anziano dei Focolars Furlans. Addirittura 95 anni. 95 anni il Fogolar Furlan di Buenos Aires, e io mi auguro di poterlo festeggiare assieme questo autunno. Ma noi rappresentiamo ormai quasi 160 Fogolars Furlan sparsi in tutto il mondo, in tutti i 5 continenti, quindi ovviamente l'America Latina in particolare, dove il grosso dell'immigrazione è stato costituito quasi già un secolo fa, ma poi in Canada, in Australia, e poi in tutti gli altri paesi, ovviamente senza trascurare l'Europa, la Germania, la Francia, il Belgio, e quindi troviamo friulani sparsi in tutto il mondo. Oggi sono iscritti all'AIRLE quasi 250.000 friulani, quindi il 15% della popolazione residente, ma possiamo contare una popolazione di friulani residenti fuori dalla nostra piccola patria, quasi di 1 milione di friulani, magari di seconda o di terza discendenza, però sempre con radici nostre, e quindi il compito dell'Ente Friuli nel Mondo è quello di mantenere questi rapporti, questi valori identitari, no? Non solamente culturali, ma anche di impegno sociale. Basta vedere adesso nella pandemia quanto si sono adoperati anche i nuovi Fogolars Furlans, come quelli soprattutto dell'Asia, che ci hanno aiutato inviandosi mascherine, inviandosi altri presidi sanitari, ma senza dimenticare quello che è successo durante il terremoto, no? Durante il terremoto gran parte del Friuli è stato costituito con queste rimesse che arrivavano dall'estero, copiose, e quindi c'è anche questo rapporto sociale che ci lega, che li lega con la piccola patria. Sono delle piccole ambasciate di friulanità in giro per il mondo, questi Fogolars. Mentre parlavi, hai nominato l'Asia, e mi è fatto venire in mente che è mancato da poco uno dei più grandi conoscitori della lingua friulana, che era Yoshimoto. Trovare un asiatico che ha studiato il friulano ed è riuscito anche a insegnare magari la lingua friulana alla sua gente, ed è stato riconosciuto in Friuli, veramente ci sono delle peculiarità non solamente di friulani, ma anche di appassionati della lingua friulana. Noi siamo stati sempre ben accetti in giro per il mondo, no? Perché abbiamo dei personaggi importantissimi che hanno veramente si sono fatti conoscere, no? Per le loro capacità. Abbiamo i grandissimi costruttori da Colavino, ma anche la Lidia Bastianic, se vogliamo adesso parlare nel mondo dell'enogastronomia, ma tantissimi che si sono fatti riconoscere, ben volere, e hanno fatto capire quanto l'impegno, la laboriosità, la capacità professionale del friulano che è andato in giro per il mondo, l'immigrazione alle volte è anche un valore di forza, e quindi sono fatti
riconoscere. Se vogliamo anche ritornare sul campo dell'enogastronomia, il Ducato dei Vini, di cui ho avuto il piacere e l'onore di rappresentarlo come Duca del Ducato dei Vini, è nato nel 1972 a Cividale del Friuli, ecco perché si chiama Ducato dei Vini, per opera di Ottavio Valerio, allora presidente dell'ente Friuli nel mondo. Ma perché? Perché proprio con questi ambasciatori che abbiamo in giro per il mondo, i fogolars, quale migliore occasione era per far conoscere i nostri vini in giro per il mondo? E qui le aziende, le prime aziende imbottigliatrici in Friuli, stiamo parlando di fine degli anni 60, inizio anni 70, il Felluga, il Collavini, il Gigi Valle, ebbero necessità di farsi conoscere in giro per il mondo. Non c'era ancora una Camera di Commercio, l'ERSA o questi enti che erano così deputati alla promozione, e quindi quale migliore occasione era essere vicini ai fogolars, a questi ambasciatori nel mondo. E quindi nel 72 la prima grande trasferta a Toronto, a costituire il Fogolar Furlan di Toronto con tutti i produttori vitivinicoli della nostra regione, e quindi ci siamo fatti conoscere attraverso questi ambasciatori. È quindi importante mantenere questi rapporti, perché non solamente culturali, enogastronomici, ma anche economici. Io dico sempre che l'ente Friuli nel mondo sempre di più è e sarà il braccio operativo della nostra regione, perché con questi imprenditori, ma con tutti gli ambasciatori che abbiamo in giro per il mondo, possiamo far conoscere la nostra economia, la nostra regione. Non a caso lo scorso anno abbiamo organizzato, assieme anche agli altri enti, sostenuto dalla nostra regione, una ricerca dei friulani, soprattutto di nuova immigrazione. Oggi ci sta mancando questo collegamento soprattutto con i giovani, perché i giovani oggi non hanno più quell'immigrazione dedicata alla ricerca spasmodica del lavoro, dell'aiuto della familiare. Oggi è una mobilità professionale. I nostri giovani per fortuna mettono a frutto il loro studio, cercano di incrementarlo con i master, ma c'è questa mobilità professionale molto veloce, 2 anni a Madrid, 3 anni a Londra, poi rientrano, e quindi non hanno più questa esigenza di avere un fogolar, quindi un momento di aggregazione, un punto sociale. E quindi con l'aiuto della regione, come dicevo, abbiamo fatto una ricerca di tutti questi friulani che sono emigrati, questi giovani, negli ultimi 5 anni. Ci siamo trovati a Bruxelles, poi abbiamo chiuso a Udine, ma da qui è emersa quella nuova esigenza anche per loro di diventare ambasciatori della cultura friulana, perché è emerso che addirittura manifestazioni come Mittelfest alle volte non era conosciuto a Madrid piuttosto che a Londra, piuttosto che a Monaco, quindi in città abbastanza vicini, dove un weekend poteva essere contemplato nell'andare a visitare la regione, ma anche manifestazioni culturali come Mittelfest e come sarà Gorizia 2025. Ecco, da lì è nata l'esigenza della Carta di Gorizia, dove saranno nominati ambasciatori delle manifestazioni culturali che saranno promosse da qua a 5 anni con questi giovani che attualmente sono emigrati in giro per il mondo, e quindi è un veicolo di promozione importante per queste manifestazioni. È vero, l'emigrazione, mentre parlavi mi hai fatto pensare a quanti emigrati ci sono all'estero. 1 milione hai detto, almeno di quelli conosciuti, che sono tanti quanti gli abitanti in regione al momento. Mi hai fatto venire in mente anche che quando parlavi di Toronto c'è un villaggio Canada che è stato realizzato nel 76 proprio grazie agli aiuti arrivati dal Canada, quindi l'amore per il Friuli veramente ci rende legati, ci rende forti e ci tutela gli uni con gli altri anche quando siamo all'estero. Sicuramente, avevo accennato prima, appunto durante il terremoto c'è stato questo aiuto importante dai nostri emigrati, e ricordiamo appunto in questo caso, hai detto tu, dei
canadesi, ma c'è stato questo rapporto importante in modo particolare con la città di Udine, che nell'81 addirittura è stato donato un bellissimo totem alla città di Udine, che quest'anno sarà rinaugurato e risistemato, valorizzato con delle targhe particolari in occasione della visita della Confederazione dei Foglars Furlans del Canada, che ci faranno visita a luglio, ma anche in occasione della nostra convention mondiale di tutti i Foglars, seppur limitata purtroppo dalla pandemia, che sta ancora purtroppo minimizzando un attimino i rapporti personali, come dicevo prima, non ci saranno grosse partecipazioni dall'estero, però noi vogliamo mantenere questo rapporto. A Spilimbergo quest'anno, in occasione dei 100 anni della Scuola Mosaicisti del Friuli, ci sarà questo incontro mondiale, perché da Spilimbergo sono partiti anche tutti, in gran parte, dei nostri emigrati, i tirazzieri, diciamo i mosaicisti, in giro per il mondo hanno realizzato delle opere importantissime. Quest'anno ad ottobre andremo a Lione, dove c'è un'altra, è la seconda città del mosaico dopo Spilimbergo a livello europeo, e lì c'è ovviamente grande opera dei nostri friulani, quindi assieme andremo a ricordare queste importanti opere, questi importanti segni che i nostri friulani hanno lasciato in giro per il mondo. In giro per tutto il mondo, veramente. Quindi ricordiamo questa convention che viene fatta proprio ogni anno, con tutti quest'anno meno, come dicevi tu, ma con tutti i presidenti dei focolari del mondo, quindi c'è questo raduno, non abbiamo solo gli alpini che fanno il raduno nazionale. Ma è importante ritrovarci, rivedere, sicuramente le radici sono importantissime, e riuscire a organizzare questi incontri quest'anno in presenza, dopo 2 anni che abbiamo fatto a Osoppo in distanza, quest'anno ricominciamo con calma a farlo in presenza. Sicuramente io mi auguro di andare a far visita soprattutto ai nuovi Foglars che sono costituiti, perché anche l'anno scorso è stato costituito il nuovo Foglar Furlan di Avesaneda in Argentina, è stato ricostituito quello di Monaco, è stato costruito il nuovo Foglar Furlan di Nevada, quindi ci sono degli interessi, ma soprattutto quello che mi fa più piacere è che questi Foglars sono sorti da progetti che l'Ente Friuli nel Mondo, in collaborazione col Comune di Udine, in collaborazione con la Fondazione Friuli e dalla Regione, ha fatto sì che diversi giovani sono venuti negli anni in Friuli a studiare, come in modo particolare i valori identitari, o studiare in Friuli i valori identitari con l'Università di Udine. Adesso abbiamo 18 giovani che arrivano dall'America Latina e faranno un bellissimo stage nelle nostre attività industriali ed artigiane della nostra regione, ma oppure studiare in Friuli con i giovani del liceo al convitto Paolo Diacono, 1 anno di scuola, e questi giovani, un giovane di questi proprio ha costituito il Fogolar Furlan di Avesaneda proprio a merito a queste attività di scambi che sono così importanti, ed è questo uno dei nostri compiti. Bellissimo. C'è una frase che gira sui social, sai, adesso girano tante frasi, che dice: ai figli bisogna dare ali per volare e radici per ritornare. E veramente state facendo un lavoro bellissimo come Ente Friuli nel Mondo, perché si sente l'amore per le radici friulane, ma anche viene lasciato spazio proprio per costituire appunto queste filiali, diciamo così, in giro per il mondo. Tra l'altro ho sentito che il Fogolar del Nevada è costituito da donne, tra l'altro. Sì. Cioè tutto il gruppo, quindi siamo avanti anche noi con le quote rosa, con tutto quello che è l'imprenditoria femminile. E mi hai fatto ricordare ancora una cosa molto bella del Friuli, l'ho scoperta studiando cose di cucina, che la besciamella, noi abbiamo reso un grandissimo favore a tutto il mondo, a tutta la cucina mondiale. Sai com'è nata la besciamella? No. Adesso ti dico questa curiosità che è inserita anche in questo libro che poi ti do. Praticamente un cuoco carnico, quando la Carnia era ai tempi una terra un po' povera e quindi soggetta a fortissima immigrazione, un cuoco carnico è andato a lavorare in Francia alla corte del marchese di Bechamel. Un giorno, una sera, insomma, si stava preparando il nostro brut brustulat o brut brusat,
come a seconda del dialetto che usiamo nella nostra lingua, e il capocuoco del Marchese di Besciamella ha visto questa zuppetta, l'ha un po' rielaborata e ne ha fatto la besciamella, quindi pare che il merito di come è nata la besciamella sia proprio di un cuoco carnico. Questa è una storiella che io ho inserito nelle curiosità di questo libro, che i nostri telespettatori conoscono, che hanno già visto, e te lo voglio regalare perché è l'ultimo libro legato alla cucina friulana. Grazie, guarda, proprio io ho voluto portarti invece questa edizione, parlavi di radici, Sì. E tu vedo che ormai le radici stanno trasformando e rivisitando questo libro che è stato pubblicato 5 anni fa, dove sono raccolte tutte le tradizioni e le nostre ricette friulane di tutta la nostra regione. Grazie Quindi mille. grazie, ma soprattutto grazie a te con questa trasmissione Messere che ti tache, concretizzi questo e lo riporti un attimino, lo attualizzi in giro per tutto il mondo, perché so che la tua trasmissione è molto seguita e quindi manderemo questi nuovi segnali ai giovani friulani a rivedere, a rivisitare, a riconoscere, a riscoprire le nostre ricette friulane. Le nostre ricette. A proposito di ricette, io ti ho preparato la costa con le mele, dovrebbe essere quasi pronta, gli do una controllatina, poi l'assaggi. Va bene, Sei grazie. d'accordo? Grazie. Grazie a te. Abbiamo un classico Cabernet regionale, qui c'è Perla che ti sta facendo la corte perché hai il piatto. Mamma Buon assaggio e buon appetito. Se vino qua? Costa di maiale con le mele, Mamma che a mia. Corno di Rosazzo si dirà Miluz, con la Milò, Z, sicuro. a Udine si dirà Miluc, nei vari nostri dialetti c'è anche l'Ops. Splendida. È abbastanza morbida? Morbida e ovviamente il gusto delle mele non va a coprire diciamo la sapidità, l'aroma anche della carne di maiale, ma veramente va a completarla e quindi veramente la rende molto molto delicata. Grazie e complimenti. Complimenti, quindi E saluti, cin cin, cin salute. E la cucina friulana quindi vince anche con la dolcezza sul maiale. Loris, io prima di lasciarti mangiare tranquillo ti ringrazio tantissimo per questa tua presenza alla nostra trasmissione, grazie per quello che stai portando avanti con Enter Friuli nel mondo e anche per essere un duca emerito, come ci hai raccontato. Grazie a te per quello che stai facendo, perché anche rivisitare le nostre ricette friulane, ma farle conoscere alle giovani generazioni, questo è il compito nostro, perché così anche all'estero sapranno riscoprire, possono riscoprire le vecchie ricette dei loro nonni ed è importantissimo. È veramente importante. Lasciamo Loris che vada avanti col suo piatto, altrimenti si raffredda. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata, sempre alle 8:30 su Telefriuli. Mamma e Tegni si conta.